di questi richiedenti asilo e che fine fanno dopo? No, Qual è la procedura? Esatto, la richiedente asilo poi deve fare tutta una serie di documentazioni, chiaramente molte volte cioè, diciamo, rimangono anche un giorno probabilmente lì in aeroporto e poi vengono destinati a vari hotel diciamo, della provincia, in attesa delle procedure che riconosca appunto l'asilo politico a queste persone. Però queste persone di fatto in attesa se viene riconosciuto o meno questo asilo politico, girano tranquillamente per le nostre strade, insomma, per fortuna magari anche sono brave persone, però fra le tante sappiamo benissimo che ci sono i furbi, infatti molte volte vengono persone richiedenti asilo politico e infatti però risulterà appunto che quelle stesse sono già state espulse dal territorio nazionale italiano e quindi deve essere fatta la procedura di espulsione e l'eventuale rimpatrio al proprio paese, insomma. Quindi comunque sono cose talmente difficili da far capire alla gente, però quotidianamente i colleghi della frontiera vivono questa emergenza e ripeto, questa non è un'altra assurdità diciamo, dell'Italia, insomma, ecco, il problema è che i poliziotti vivono almeno in provincia di Venezia, fortunatamente Malpensa e Roma hanno più possibilità e noi provocatoriamente abbiamo detto bene, se adesso il periodo estivo sicuramente ci sarà un aumento del traffico di passeggeri su Venezia, visto che abbiamo visto i dati che ha dato il presidente Marchi, ha detto che è aumentato a dismisura diciamo, il traffico passeggeri Venezia, a noi fa piacere, ripeto, però chiaramente diremo che se per l'estate non si sistema la situazione, provocatoriamente abbiamo detto, scriveremo al Ministero, diciamo che Venezia venga cancellata come meta per gli eventuali richiedenti l'asilo politico, che quindi i richiedenti asilo politico siano dirottati su Malpensa, su Fiumicino, in modo che noi qui su Venezia almeno riusciamo a stare tranquilli, perché, ripeto, il personale è ridotto all'osso. Peraltro c'è un piano di sviluppo e di ampliamento dell'aeroporto Sì. Marco Polo che è macroscopico, quindi credo che una stanza per queste persone minimamente attrezzata non sarebbe... Mi auguro che i manager, diciamo, ecco, il presidente, i vari manager della SAVE, prima di, o meglio, in questa fase di progettazione di questo sviluppo dell'area aeroportuale, chiedano comunque consiglio anche al dirigente nostro della frontiera di Venezia, in modo che possiamo sicuramente portare un valido contributo anche per quelli che saranno i nuovi uffici di polizia di frontiera. Quindi sappiamo benissimo quali sono le nostre necessità, le esigenze anche dei cittadini, le esigenze anche dei fermati, degli asilanti, vengono chiamati asilanti, gli extracomunitari che chiedono l'asilo politico, e quindi riusciremo anche a ridisegnare un po' la zona dove poter anche eventualmente sistemare in maniera comunque dignitosa e decorosa queste persone, che ricordiamo appunto sono delle persone umane, degli esseri umani. Si chiede sempre alle forze dell'ordine una maggiore presenza sul territorio, anche a Mestre ci sono delle zone che sappiamo tutti insomma stanno diventando sempre più problematiche, quello che dice la gente è sempre lo stesso, cioè dov'è la polizia, dove sono i carabinieri, dove sono le forze dell'ordine, ma le forze dell'ordine hanno le risorse per intervenire in modo maggiore di quanto già stanno facendo? Allora, risorse chiaramente non sono sufficienti, perché purtroppo cioè, la sicurezza di fatto non ti porta ad un guadagno, nel senso la sicurezza no, non è che vendi qualcosa e quindi ti produce reddito. Ecco. Sulla sicurezza bisogna investire, punto. Questa è la verità. Sì, le zone di Mestre sono appunto le zone sicuramente vicino alla stazione dei treni, no? Diciamo Certo. via Piave, quella zona lì. So che il Ministero ha mandato del personale in più alla Polfer di Mestre. So che il dirigente del compartimento di Mestre della Polizia Ferroviaria ha comunque inviato maggior personale, con questo aumento di personale per la Polfer, li ha comunque dirottati a Mestre, perché sappiamo che lì il problema c'è, esiste ed è vero. Ecco, chiaramente il discorso del decreto svuota carceri, richiesta di intervento in zona via Piave, invece di arrivare magari 4 volanti, te ne arrivano 2, perché 2 o una è impegnata e l'altra è dentro a vigilare e fermato, chiaramente ha più pericolo per i colleghi perché si trovano in meno ad affrontare un'emergenza come le aggressioni che sono state fatte verso i nostri colleghi. Abbiamo visto poliziotti aggrediti, se lo ricordiamo, esatto, perché non si vedeva chiaramente, da un bel po'. Ecco, quindi c'è il pericolo anche per il personale nostro che interviene e comunque il pericolo per i cittadini che dicono possibile che chiamiamo la polizia, erano qui in 4 e questi energumeni erano in 30. Ecco, questa comunque è
anche un risvolto del decreto svuota carceri. Ecco, quindi ripeto, io mi auguro che dal centro si diano una regolata e che comunque capiscano le vere necessità. Io dico sempre che inviterei comunque il Premier, il Ministro, i vari politici che comunque parlano di sicurezza molte volte senza sapere cosa dicono, li inviterei a salire su una volante della polizia e fare un bel turno in quinta, una sera, un pomeriggio, una mattina, una notte, anche sulle città come Roma, Milano, perché sicuramente hanno problemi queste città che sono comunque molto più grandi di Mestre. Inviterei appunto a farsi un giretto in volante, ma stare 6 ore, farsi i suoi turni e vedere quali sono i reali problemi quotidiani che il poliziotto deve affrontare. Perché è bello parlare di numeri, cifre, soldi, più soldi, meno soldi, ti blocco i contratti, ti taglio, perché io dico che a tagliare, ad aumentare le tasse, aumentare le spese non serve essere, penso, dei geni. Saremo capaci anche noi fare, praticamente, noi lo facciamo già con le nostre famiglie, questo è lo stipendio, ci hanno bloccato il contratto, chiaramente devi limitare le spese, loro l'hanno fatto in grande, però di certo non serve essere grandi geni per far questo. Io dico, invito questi politici a salire a bordo di una volante o anche di una macchina dei carabinieri, perché noi non facciamo distinzione come UGL, per noi forze dell'ordine sono tutte, noi diciamo abbiamo il massimo rispetto anche della polizia locale, dei carabinieri, della finanza, non facciamo distinzione. Chiaramente io sono un poliziotto, parlo di salire sulla volante della polizia ovviamente. In attesa che lo facciano i ministri, magari una di queste sere lo faremo noi di Rete Veneta. Così magari, anche... lì sicuramente si potrebbe anche organizzare una cosa, si chiede l'autorizzazione ovviamente al signor Questore che dovrà chiedere al Ministero, perché sapete che personale che non è un poliziotto che sale sulla volante, sarebbe comunque una bella idea fare una bella sera in volante, con la volante terrestre che ha la zona magari della stazione di Mestre, vedere come si svolge anche il controllo, tutte le varie problematiche e magari anche fare un giretto in caserma, ovviamente, e vedere se com'è la situazione in caso della volante ferma per vigilare un arrestato. Volevo prima ripartire un attimo dalla questione della frontiera, perché ci tengo un attimo a dire una cosa, che è un progetto che abbiamo a livello nazionale. Noi sappiamo che la Polizia di Stato ha delle specialità, le specialità come la polizia postale, la polizia stradale, la ferroviaria e c'è anche la frontiera. Ecco, la specialità della frontiera, polizia di frontiera, è l'unica specialità della Polizia di Stato che non ha una indennità. Praticamente la polizia stradale ha un'indennità autostradale che viene pagata dalla CAV, dalla società autostrada, ecco. Mentre la frontiera, che di fatto fa sì il proprio lavoro di polizia, Ministero dell'Interno, frontiera e tutto, però è l'unica specialità che di fatto, diciamo, se passatemi questo termine, lavora per dei privati, perché di fatto SAVE è un privato, come è un privato l'autostrada. È l'unica appunto specialità che non ha un'indennità di scalo, esempio, uno scalo aereo, può essere quello marittimo e quello anche aereo. Quindi noi diciamo, perché queste società che ci sono comunque in tutta Italia non pensano di erogare anche un'indennità di vigilanza a scalo a questo personale della frontiera, visto che i contratti comunque sono bloccati? Questo è comunque un vuoto normativo che penalizza anche i colleghi della frontiera, a differenza degli altri colleghi delle altre specialità. Noi abbiamo mandato una raccolta firme appunto a Roma e abbiamo fatto fare anche un'interpellanza tramite un onorevole per vedere cosa dice il ministro di questo. Sembra che il ministro Cancellieri sia anche interessata alla situazione, adesso vedremo quali saranno gli ulteriori sviluppi, perché di fatto forse il problema è di convocare tutte queste società che sono diverse in tutta Italia, qui c'è SAVE, da Milano ci sarà un'altra società, di convocarle ad un tavolo e decidere quale sarebbe l'indennità eventualmente da erogare a questi poliziotti. Capite bene che sul biglietto aereo c'è una tassa per la sicurezza. Chiaramente loro questa la utilizzano per pagare la SAVE Security, adesso non so se ha cambiato anche nome, sono la vigilanza diciamo privata dell'aeroporto, però sicuramente ne avanzano di quei soldi, ecco, noi non vogliamo fare i conti in tasca a nessuno, però diciamo, visto che abbiamo visto aumenti record all'aeroporto di Tessera, 20 milioni di passeggeri, aumento di passeggeri per il prossimo anno, che sarebbe quest'anno, allora diciamo, cioè, pensate bene, anche perché Venezia è l'aeroporto che è anche sprovvisto della squadra laser, che sarebbe la squadra che interviene in caso di attentato terroristico. C'era la squadra laser, noi abbiamo fatto dei quesiti,
La quarta zona di Udine ha risposto: la squadra laser è stata tolta per scarsità del personale. Quindi sappiate che quando l'altro giorno era stato dirottato, sembrava fosse dirottato un aereo, fosse stato dirottato un aereo da Napoli, della EasyJet, proveniente da Napoli su Venezia, è intervenuto il personale della frontiera, ma la squadra laser vera e propria non è intervenuta, perché di fatto a Venezia, diciamo, ci sono operatori di polizia specializzati in questo, ma di fatto non fanno questo, perché manca il personale, dobbiamo mettere il personale alla frontiera, ai varchi doganali, controllo passaporti, extra Schengen, tutte queste, agli arrivi, alle partenze, quindi manca questa squadra importantissima in caso di voli a rischio, tipo i voli che vanno di Israele in America. Ci dovrebbe essere appunto una squadra che dall'alto vigila la sicurezza dei viaggiatori. Va bene, grazie a Mauro Armelao che ci ha dato qualche buono spunto di riflessione e torneremo sicuramente a parlare dei problemi delle forze dell'ordine. Intanto buon lavoro. Bene, grazie a tutti, buona serata.